Si costituisce anche il quarto uomo coinvolto nel pestaggio dello scorso febbraio ai danni di una donna sprangata a Favaro. Nipote di Gaetano Braidic era coinvolto nella faida fra famiglie Sinti. Emergono dei video di sorveglianza del canale della Scomensera, si intravedono gli uomini che lunedì hanno portato a segno la rapina dell'anno. Semestre negativo per la sede del Casinò a Canoghera, guadagni in calo, previsti 700.000 euro di contributi in meno nelle casse del comune. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. In apertura una notizia di cui vi avevamo già parlato ieri ma che presenta degli aggiornamenti. Si è infatti costituito il quarto uomo che era stato appunto coinvolto nelle sprangate alla donna di Favaro fermata in mezzo alla strada. Abbiamo il video che vi avevamo mostrato anche ieri durante appunto la conferenza stampa tenutasi e come si vede appunto dal video i 4 partecipanti legati alla famiglia di Gaetano Braidic e come si vede nel video anche i suoi 2 figli hanno appunto preso parte a questo pestaggio. Oggi si è costituito appunto il quarto di questo comando, nipote anch'esso di Gaetano Braidic ed ora agli arresti domiciliari presso appunto il villaggio Sinti. A poche ore dagli arresti dunque di ieri mattina, di martedì mattina, una quarta persona è dunque finita in manette per il pestaggio appunto di questa donna che chiaramente si vede aggredita nel centro di Favaro dopo essere stata presa a botte, a sprangate, scusate, anche la macchina stessa. Ecco, si vede nel dettaglio benissimo e questo è stato il video che ha portato anche gli inquirenti e le forze dell'ordine a incastrare insomma la famiglia di Braidic dopo una faida e una escalation di violenze che appunto rischiava di degenerare. Ed ora voltiamo pagina, ma restiamo comunque nella cronaca veneziana perché ormai è diventata la rapina dell'anno e non si ferma all'eco del colpo di lunedì mattina quando dei banditi armati di Kalashnikov hanno rubato ad un portavalori, una barca portavalori, più di 1 milione di euro. È un colpo all'Arsenio Lupin, come abbiamo detto anche nel nostro servizio, è destinato a far parlare, ma finalmente sono emersi dei video dai quali si notano i banditi tutti vestiti di bianco. Vediamo i dettagli nel servizio. È stata definita oramai la rapina dell'anno e certo un colpo all'Arsenio Lupin realizzato in questo modo lunedì scorso non può che destare una preoccupata ammirazione. I banditi che hanno assaltato senza colpo ferire la barca portavalori lunedì mattina alle 7:15 non solo sapevano bene il fatto loro ma erano quasi sicuramente nostrani. Nostrano chi guidava il barchino, nostrano chi faceva da palo perché non puoi pensare di rapinare la diligenza senza che gli sceriffi che hanno l'ufficio lì dietro non montino a cavallo al primo segnale di rapina. E certo devi anche sapere dove scappare in quel deserto di acqua che è la laguna veneziana. Quasi certamente la barca è stata abbandonata poco dopo, magari forata e fatta affondare, inghiottita insieme alle armi dalla laguna. Una macchina forse ad attenderli, tutte ipotesi possibili, un colpo che è stato preparato, studiato e magari anche provato nei minimi dettagli, i tempi, i percorsi da seguire, anche prevedere cosa sarebbe potuto andare storto. Una traccia però potrebbero averla lasciata i rapinatori ripresi dalle telecamere che controllano tutto il canale della Scomensera. Una decina di video già visionati, i componenti della banda erano tutti vestiti di bianco con i volti parzialmente coperti dagli occhiali da sole e iniziano le domande su tutte, forse la più inquietante. Gli sono andate lisce tutte, forse troppe, forse un complice era anche all'interno della Civis o delle poste dove arrivava il denaro o alla banca che lo ha erogato? Idee, supposizioni, teorie. Forse la più fondata è proprio quella secondo cui i banditi se tutta roba nostra. Ed effettivamente l'ipotesi più plausibile al momento anche appunto al vaglio degli inquirenti è che appunto i banditi fossero appunto delle nostre parti e appunto per la conoscenza che hanno dimostrato di avere circa i percorsi appunto alla laguna di Venezia.
Ed ora voltiamo pagina e torniamo ad occuparci del Casinò, che anche questa volta si divide in due fra la sede di Ca' Vendramini Calergi e la sede di Canoghera. Quest'ultima registra un semestre nero per gli incassi. Vediamo. Canoghera in calo di circa il 10% rispetto allo scorso anno, un primo semestre che ancora una volta divide il Casinò di Venezia in due, perché da una parte la sede di Ca' Vendramini Calergi sembra reggere bene la crisi, di fatto realizzando una crescita del 6,9%. In termini economici si tratta di 700.000 euro in meno però di contributo al Comune di Venezia, anche se Vittorio Ravà, direttore generale del Casinò, punta, è il caso di dirlo, a chiudere comunque il bilancio in pareggio. Un'ulteriore ancora di salvataggio si spera possa arrivare dalla apertura della nuova sede centrale a Canoghera, capace forse di fare ad agosto da traino per la terraferma, spesso in difficoltà. Nel dettaglio, a registrare il calo più significativo è il settore da sempre trainante delle slot machine, in calo del 12%, mentre ai tavoli la diminuzione è ferma al 7%. Buono invece l'andamento degli accessi al Casinò per entrambe le sedi, che si aggirano intorno alle 400.000 presenze per il semestre, in lieve crescita rispetto all'anno precedente. Nuovi segmenti di gioco, poi le carte con cui giocare la mano contro la crisi, sperando di non puntare tutto sul rosso dei conti. E sabato continua in Piazza San Marco quella che è diventata ormai una tradizione, la laurea di gruppo per 700 studenti di Ca' Foscari. Vediamo. 700 neodottori in piazza San Marco. Sabato 6 luglio alle 18:30 si ripeterà l'ormai tradizionale cerimonia di proclamazione per gli studenti laureandi di Ca' Foscari. Un traguardo ambito, quello della laurea, e che sotto il campanile di San Marco radunerà, oltre ai nuovi dottori, altre 3.000 persone circa, fra parenti, amici o semplicemente curiosi. Ospite d'eccezione la scrittrice Margaret Mazzantini, che terrà in piazza la sua Lezio Magistralis, un appuntamento ormai che è una tradizione per il rettore Carlo Carraro, che al suo fianco avrà anche delegati del comune e alcuni studenti, i migliori della sessione, in rappresentanza anche degli studenti italiani e stranieri. Appuntamento dunque a sabato per la laurea di gruppo, rigorosamente all'ombra del campanile di San Marco. E cambiamo argomento, si paga sempre meno l'RC auto e ovviamente fioccano le multe, almeno stando ai dati forniti dall'ACI. Vediamo. RC auto non pagate, la crisi economica è ancora una volta responsabile. Secondo i dati ACI, le multe per mancata assicurazione a Mestre sono aumentate quasi del 20% nel biennio 2010-2012, passando da 400 a circa 500. In provincia un'auto su 8 è priva di assicurazione obbligatoria, una situazione che potrebbe ulteriormente peggiorare vista la crisi. Basti pensare che nel veneziano ad aprile è stato raggiunto il record di oltre 1,5 milioni di ore autorizzate di cassa integrazione, più del doppio di quelle dell'aprile dello scorso anno e ben 10 volte di più delle ore autorizzate nello stesso mese del 2010. L'equazione dunque è presto fatta. Molte persone non pagano l'assicurazione perché non hanno i soldi per poterlo fare. Per questo l'ACI chiede al governo di ridurre almeno del 40% il costo delle polizze, che sono un vero e proprio salasso per le tasche degli automobilisti, soprattutto dei giovani. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 6 luglio a Spinea. Vivi con noi la tua estate. Con i negozi aperti fino a mezzanotte. Centri storici da visitare. Le band dal vivo in ogni angolo della città. E poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 6 luglio a Spinea. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità.
Milano Summer Festival. Dal 5 al 27 luglio, area impianti sportivi, concerti, concorsi, DJ, selezione di Miss Italia, stand gastronomico con cucina tipica veneta, kebab, pizzeria, gelateria, anguriara. Venerdì 26 i Nomadi in concerto. Prevendite Marlene Travel, Milano e Dolo. Sponsor Autocarrozzeria Moderna a Mestre e Santa Maria di Sala. Ben rientrati in studio, è il nostro momento, il nostro consueto momento con lo sguardo all'area metropolitana. Nelle notizie di oggi parleremo di crisi dell'erotismo, di risate sotto i baffi e di parcheggi intasati, specialmente di notte. Sentiamo. Il piazzale della stazione Porta Ovest di Oriago è diventato un parcheggio per scambisti provenienti da tutto il Veneto. I residenti hanno già chiamato comune e carabinieri, ma per ora una soluzione non c'è. Quel gigantesco parcheggio da 500 posti è deserto di giorno e affollato di notte. Sottomarina per il secondo anno senza il Festival Show. Il comune ha deciso di non spendere i 25.000 euro richiesti dall'organizzazione del festival, che in compenso toccherà Lignano, Jesolo e Rosolina Mare. In passato il Festival Show è stato a Sottomarina 3 volte, sempre con successo. Chiude il sexy shop Sesto Senso di Vittorio Veneto, l'unico in città. Finita l'epoca delle bambole gonfiabili e della biancheria eccitante, i portafogli vuoti non permettono certo di scialare con i gadget erotici. Eppure, stando alla cronaca, Vittorio Veneto sarebbe tutt'altro che una città puritana. Ridere sotto i baffi, ovvero fotografarsi mentre si ride ma nascondendo la bocca con la mano o un qualsiasi oggetto. È la nuova mania dell'estate 2013, si chiama Slumbo Slumb e l'appuntamento per uscire dalla rete ed entrare nella realtà è al Beach Party venerdì 19 luglio alla Baita al Lago di Castelfranco Veneto. In arrivo a Padova 35 nuove telecamere, si aggiungeranno alle 120 già esistenti e saranno collegate con la centrale dei vigili. Gli occhi elettronici si concentreranno nei punti più caldi della città, prima di tutto il piazzale della stazione e Prato della Valle, e poi la Stanga, l'Arcella e Chiesa Nuova. Venditori di panini sul piede di guerra, gli ambulanti dell'alimentazione si sentono perseguitati dai vigili, le multe superano anche i 1.000 euro e spesso vengono cacciati dagli organizzatori di eventi. Per questo meditano una mobilitazione in concomitanza col concerto di Sant'Ana il 5 luglio a Piazzola sul Brenta. Fra i patiti della musica reggae c'è molta attesa per la prima edizione di One Love Festival, il festival interamente dedicato al reggae che si terrà alla fine di luglio a Sottomarina. Fra i nomi di spicco Oswald, Steel Pulse e Gentleman, nonché uno dei figli del leggendario Bob Marley. I dettagli nel servizio. I patiti del sound giamaicano sono in febbrile attesa di One Love, il nuovo festival interamente dedicato alla musica e alla cultura reggae. La prima edizione, in programma da giovedì 25 a domenica 28 luglio, si svolgerà all'Arena Duse di Sottomarina, a 2 passi dalla spiaggia, e promette concerti memorabili con artisti internazionali di culto in data unica per l'Italia. Perché abbiamo i più bei nomi che quest'anno in Italia non ci sarebbero venuti altrimenti, se non noi li facevamo. Abbiamo Kimi Marlin, che io sinceramente sono orgogliosissimo di avere nel One Love, un festival dove c'è la canzone di Bob Marley che parla di questo, e abbiamo un figlio di Bob Marley che rappresenta questo. Ecco, a me fa venire la pelle d'oca solo pensare a queste cose. E Gentleman, che è uno dei più grandi artisti attualmente nell'ambito della dancehall e della musica reggae. Abbiamo i Steel Pulse, che è la leggenda della Giamaica e la leggenda della musica del reggae, gli Aswad, che è ancora grandi per tutte le loro strade che hanno percorso.
il mondo del One Love lo scopriremo con gli anni a venire. Quest'anno come primo impatto siamo felici, contenti per come sta andando. Ad aprire il festival sarà Sir Oliver Scardi, accompagnato dalla Fida Band dei Fahrenheit 451. L'icona del reggae veneziano presenterà il suo nuovo disco, Ridi Payasso. Ma oltre ai super big, One Love Festival darà spazio anche a tanti altri musicisti, band emergenti o storiche del panorama locale. Arriviamo da Pordenone, facciamo un repertorio un po' nuovo, tra parentesi, perché facciamo dei riarrangiamenti di musica anni 80, funky, soul, in chiave reggae, stravolti. Giusto per portare a conoscenza questo genere anche a persone che non lo ascolterebbero, perché se io da esperienza con tanti anni, se fai ascoltare il reggae classico, tanta gente non lo ascolta. Così, sentendo le canzoncine famose, però ti viene a ascoltare e stiamo anche suonando bene perché abbiamo un circuito fuori dal panorama reggae, sì. Il circuito reggae è fuori. Il reggae forse è il genere più completo, credo che da tanti grandi alla fine hanno concluso la carriera diciamo col reggae, o sono passati nel reggae nella loro carriera, da The Good Vibration che non è poco. Sì, il reggae unisce. Noi siamo un gruppo locale e apriamo la prima serata, io faccio parte del gruppo dei Los Cabrones, facciamo un po' di ska, un po' di reggae, però al One Love faremo soprattutto i nostri pezzi reggae e roots. È un'opportunità anche per la gente del luogo che non conosce questo genere musicale di poter conoscere appunto una cultura e appunto la possibilità appunto di avere anche dei nomi importanti. E nella 4 giorni a Sottomarina Beach si esibiranno anche i vincitori di One Love Contest, i Patua Brothers, che saliranno sul palco domenica 28 luglio, portando tutta la carica di fraterna amicizia racchiusa nel loro nome, uguaglianza nella diversità, One Love. One Love. Continua il bel tempo su tutta la regione, l'estate ormai è completamente padrona insomma, del Veneto. Vediamo allora insieme le previsioni meteo. L'anticiclone tiene testa a qualche accenno di instabilità, estate per tutti, giovedì 4 luglio. Variabile a tratti instabile, con locali acquazzoni in mattinata, in seguito soleggiamento sempre più ampio, minime e massime in salita, mare poco mosso. Venerdì 5 luglio, cielo sereno e soleggiato, temperature in aumento nei valori massimi, mare quasi calmo. Sabato 6 luglio, sereno, caldo e soleggiato, livelli stazionari compresi fra 20 e 31 gradi, mare quasi calmo. Domenica 7 luglio, sereno con qualche nube sparsa, valori in lieve flessione. La marea di giovedì 4 luglio è normale, la massima alle 21:20 65 cm, la minima alle 15 20 cm. La nostra controcopertina di oggi ci immerge nelle eleganti atmosfere dei tanghi di Astor Piazzolla. Si tratta di un concerto dedicato all'Argentina e inserito nella rassegna Musica sotto le stelle di Villa Badoer Fattoretto a Dolo. Con queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.
Thank you.